I visitatori troveranno vari aspetti difatti, sì, dell'inverno, perché abbiamo sia una parentesi dedicata proprio alle Olimpiadi di Cortina 56, per cui abbiamo una torcia olimpica, abbiamo il film Vertigine Bianca, alcune immagini anche fotografiche proprio di quelle Olimpiadi. Abbiamo poi una parentesi dedicata alla Olimpiadi di per sé, nel senso che abbiamo anche delle mascotte più recenti olimpiche di alcune Olimpiadi sempre invernali. Abbiamo poi a San Gaetano altre due parentesi, chiamiamole, oppure poniamo il focus su, da un lato, il distretto di Montebelluna dello Sport System, con la storia appunto di come un distretto come quello si sia trasformato e diventando una delle aziende, delle imprese più importanti sicuramente a livello internazionale, e con degli importanti anche prestiti, perché il museo della fondazione ci ha prestato dagli sci, quindi si capisce l'evoluzione stessa dello sci fino ad arrivare all'ultimo modello fatto proprio con sci riciclati, agli scarponi a pezzi iconici che appartenuti sia a Zeno Colò, Olimpiadi 56, sia alla Cedelli sul K2, sia l'ultimo è ancora autografato da Alberto Tomba. Ci sarà poi un omaggio a Renato Casaro, recentemente scomparso, col bozzetto appunto di Vacanze di Natale, e poi una sala dedicata alla contemporaneità, al futuro, potremmo dire, visto che con Salce siamo negli anni 60, entro gli anni 60 del Novecento, dedicata quindi al futuro con alcune immagini delle cerimonie delle Olimpiadi di Marco Balic e con i manifesti che sono stati commissionati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a 10 giovani grafici proprio per le Olimpiadi 2026.